Questo è un progetto che vuole sostanzialmente fare in modo che la biodiversità dei nostri boschi, la ricchezza di animali, di piante selvatiche che li caratterizzano, possa diventare un brand che possa essere usato per anche promuovere i prodotti e i servizi dei nostri boschi. La vera innovazione è che per la prima volta diamo degli indicatori quantitativi, cioè misuriamo veramente una serie di parametri che ci permettono quindi di dire con un numero sintetico quella foresta ha un livello X di biodiversità, mescolando aspetti classici per noi forestali come la descrizione e la struttura con aspetti quali invece il censimento di specie animali e vegetali. È un progetto che è in partenariato con l'Università di Padova, il Dipartimento Territorio e Sistemi Agroforestali e la Camera di Commercio del Tirolo, che ha sede di Innsbruck. È un progetto che è finanziato sulle provvidenze del programma Interreg Italia-Austria e ha una durata di 30 mesi. I siti oggetto di studio sono la foresta del Cansiglio nell'area veneta, la foresta di Ampezzo nell'area Udine, nell'area della Carnia, e i boschi del Tirolo, alcuni boschi del Tirolo che afferiscono alle competenze della Camera di Commercio di Innsbruck. La biodiversità nel Tirolo da anno in anno diventa sempre più importante, perché il bosco è la riserva ottimale, la riserva più importante per la natura, per la biodiversità, per le specie, e per questo anche noi come Camera d'Agricoltura vogliamo che i proprietari boschivi aumentino la loro capacità di capire come preservare questa biodiversità. I servizi ecosistemici sono servizi che l'ecosistema svolge, che vanno ad avere un impatto positivo sulla comunità umana, sulle collettività locali e globali. Si vuole trovare degli nuovi strumenti per valorizzare la biodiversità degli ecosistemi forestali transfrontalieri, e quindi vorremmo trovare degli indicatori, una metodologia speditiva che supporti, che sostenga, che riesca a dare un qualche cosa in più al legname come prodotto della foresta proveniente da boschi ricchi di biodiversità, e valutare dei sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici legati a valori culturali, ricreativi, ma anche ai prodotti principali del bosco quali il legname e la legna da ardere. L'attività in campo svolta nell'ambito del progetto BioDelta4 ha prodotto una grande quantità di dati. Mettendo insieme tutto questo pacchetto di informazioni si è arrivati a un set di indicatori che ha restituito un punteggio. Questi indicatori sono soprattutto legati alla diversità dimensionale degli alberi, quindi valorizziamo la presenza di grandi alberi, valorizziamo la presenza di legno morto, anche soprattutto se caratterizzato da grandi dimensioni, e anche la presenza di varie situazioni come radure all'interno del popolamento forestale. Con i numeri che ci portiamo a casa nel nostro quaderno degli appunti riusciamo poi ad attribuire i punteggi e arrivare a dare il punteggio alla particella. I punteggi delle diverse particelle si compongono con la metodologia prevista per arrivare a dare un punteggio del livello di biodiversità dell'intero territorio che noi siamo andati a indagare, dell'intera proprietà che noi abbiamo studiato sotto il profilo di questo metodo del BioDelta4.